Floating Through Space, ero lì in sospeso, aspettavo che Mirko mi dicesse via, finalmente l'ha detto, ma qui fullula di ospiti questa trasmissione quest'oggi. Ivan, hai fatto un po' di assembramento, ma a distanza, quindi si può fare. Era a distanza e senza mascherina, ovviamente questo ci fa molto piacere. Aspettiamo la terza ospite, vedo collegati Gianni Cannizzo e Peppe Lama rispettivamente. Ben arrivati. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, rispettivamente regista e musicista di un brano che a me è piaciuto molto fin dalle fasi di pre-gestazione, e quindi ho vissuto per qualche minuto, forse una mezz'oretta, la fase, diciamo, creativa della preparazione del set. Non mi vergogno a dirlo, e anzi ne sono veramente orgoglioso. Stimo molto Gianni Cannizzo, perché lo ritengo una persona intanto professionale, che ama tanto il cinema, persona molto garbata e umile, ma lo dico con grande sincerità e senza sviolinate, Eliana, perché ho avuto modo di conoscerlo in questi anni, e questo lavoro che ha partorito a supporto di un brano così bello composto da Peppe Lana gli fa molto onore. Grazie Ivan, è stato per me è veramente un piacere ed è un onore avere la tua stima, anche perché è reciproca. Insomma, sono molto molto felice che ti sia piaciuto il videoclip, di cui sì, sono molto molto contento anch'io, perché una delle cose difficili che trovo nel mio lavoro è quello di riuscire poi a esprimersi, perché spesso il nostro lavoro diventa una professione che si fa magari anche per guadagnare, piuttosto che per fare quello che secondo me è invece poi la cosa più importante, cioè esprimere se stessi. E qui c'è Giuseppe Lana che mi ha dato questa grande opportunità, cioè di navigare sulle sue note e di potermi in questo modo, come dire, inventare un mondo che poi è diventato mio, e io ringrazio Peppe per la libertà che mi ha dato del titolo. Ci hai spiazzato con questo ringrazio per la libertà, ci hai spiazzato, perché siamo rimasti lì, perché effettivamente ti ha messo in mano la libertà per poter creare quello che poi hai realizzato. Peppe, raccontaci di questo processo creativo. Vi siete confrontati all'inizio un attimo, sono caduti e quindi noi facciamo... vedremo intanto il video musicale, quindi ascolteremo il brano di Peppe Lana, e soprattutto Gianni ha preparato un piccolo backstage, perché ci piace molto in Open Day Cinema stare dietro le camere e guardare, osservare, vedere un Fabrizio Lupo, un Fabrizio Lupo che si muove fra delle traversine in legno e delle scene che richiamano molto l'Opera dei Pupi, per cui io mi sono subito innamorato di questo video, e vedrai anche la potenza delle immagini, e con due ragazzi strepitosi, uno è appunto Giuseppe che abbiamo ascoltato, e l'altra Federica Greco, che si muovono in questo scenario da Opera dei Pupi, e che poi il video lo rivela, sono loro stessi pupari. Tu spoileri, ma c'è la pubblicità, Mirko? Pensavo... Ok, sono tornati. Va bene, ragazzi, vi abbiamo fatti tornare per dirvi che c'è la pubblicità, e fra qualche secondo parleremo ancora della libertà. Ok. Consigli di Radio In. Un PC portatile per lo smart working? O un robot da cucina 1000 usi? Una splendida TV 4K? O un frigorifero più grande? Un nuovo smartphone? O una bicicletta elettrica? Vorresti ciò di cui hai bisogno, ma il tuo budget non basta? Semplice. Vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli 8 punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Per non perderti nella giungla dei...
Autoscuola Faulisi. Ci trovi a Palermo in via Sciuti, viale Strasburgo, via Parisio e sui social. Sito internet autoscuolafaulisi.it. Autoscuola Faulisi, la tua guida per una guida sicura. Da Barone Gomme di Sebastiano Barone, futuro e tecnologia al top. Con i nuovissimi macchinari laser, misura della convergenza in meno di 5 secondi. Prima di metterti in viaggio, controlla l'efficienza e l'usura degli pneumatici, regola la pressione e verifica la scadenza della revisione di stato per evitare multe. Ritira la card per avere l'inversione e le riparazioni gratuite. Per saperne di più, baronegommepalermo.com. Barone Gomme è a Palermo in via Pirandello 1832 e in viale Regione Siciliana 5370 accanto Burger King. E oggi di cosa hai voglia? Sushi, pizza, hamburger, poké, pasta? Scarica l'app Social Food e scegli tutto ciò che desideri di più. Ti basta un semplice click per avere ovunque ti trovi il tuo piatto preferito a domicilio. Socialfood.it. Ogni desiderio un ordine. State ascoltando Open Day con Eliana Chiavetti. Anche questa volta potrei perdere tempo, non arrivare, non aver lasciato un segno. Un'altra volta stare lì e ricominciare e avere sempre un treno nuovo da aspettare. Per questo tempo stanco che è solo futuro, per il tuo universalismo stralunato, per i dubbi e le incertezze mie, per la tua nuova collezione di poesie. La libertà dai condizionamenti, dalle bugie dei miei ragionamenti, da me che fingo di sapere la verità in una danza fuori dalla realtà. Quante volte ancora io dovrò cantare? Quante volte ancora mi starai a sentire? Troppe volte mi ritrovo ad aspettare ciò che per avere bisogna cercare. La libertà dai condizionamenti, dalle bugie dei miei ragionamenti, da me che fingo di sapere la verità in una danza fuori dalla realtà. E se la risposta non sarà la mia, lascia che questa piccola poesia nel profondo possa venirti a bussare, anche se tutto prima o poi dovrà finire. La libertà dai condizionamenti, dalle bugie dei miei ragionamenti, da me che fingo di sapere la verità in una danza fuori dalla realtà. La libertà dai condizionamenti, dalle bugie dei miei ragionamenti, da me che fingo di sapere la verità in una danza fuori dalla realtà. Da me che fingo di sapere la verità in una danza fuori dalla realtà. Libertà, lo abbiamo ascoltato insieme su Radio In, e per chi volesse potete ritrovare anche il video, visto che in questo momento siamo in diretta, sulla pagina Facebook di Radio In, per vedere anche appunto le immagini in cui, di cui continueremo a parlare in questo momento, perché siamo in triplice collegamento, Ivan.
Sì, ci ha raggiunto anche Federica Greco, Giuseppe Lo Piccolo abbiamo... Ciao, eccoci. Ma che bei messaggi che ci sono in questo video, Gianni e poi Peppe. Tagliamoli questi intrecci di fili e torniamo a vivere. C'è questa grande metafora. Gianni, non so se ho fatto una giusta operazione di critica giornalistica e cinematografica nel definire un mix tra graphic novel, stop motion, opera dei pupi. No, assolutamente. Non avevo mai pensato alla graphic novel, in effetti, però il resto sì. Ho purtroppo un fastidioso ritorno della mia voce, spero che... ok, adesso non più. Dicevo, l'idea comunque è stata quella di giocare col cinema, di fare in modo che questo mondo delle marionette diventasse una scatola nella quale inserire un po' quelle che sono le mie passioni, e quindi ci ho messo un po' di Gondry, che è un regista che io amo moltissimo, ho messo un po', anche se magari non tanto nello spirito, ma una citazione di Bergman, cioè ho inserito all'interno di questo piccolo di questa piccola opera filmica, di questo videoclip, un po' il mio mondo, ciò che a me piace, e mi sono veramente molto divertito a farlo. È stato la cosa veramente che mi ha colpito più di tutto di questo videoclip, è stata l'armonia che c'è stata sul set, che poi io penso si sia rivista nelle immagini, sia stata riportata poi agli spettatori, che lo stanno accogliendo, devo dire, con un affetto che è oltre le mie aspettative e che veramente mi ha commosso, perché non mi aspettavo delle reazioni così tanto entusiaste, ecco, quindi sono veramente fiero e contento di questo progetto. Peppe, tu che rapporto hai con questo videoclip? Te lo stavo chiedendo prima della pubblicità, perché effettivamente tu realizzi questo brano molto bello, adesso tante interviste anche legate al video del tuo brano, diventa un'opera della tua opera. Aspetta, il microfono disattivato, sì, è possibile? Ci sono. Sì, guarda, all'inizio, intanto vi dico, Libertà è il primo singolo di un primo disco, quindi è proprio un'opera prima in assoluto. E ovviamente legarla a qualcosa di visivo all'inizio era quasi una necessità, anche per dare forza alle parole e al concetto poi che si voleva esprimere. E quando poi quella canzone, no, è arrivata, diciamo, nelle mani di Gianni, e quindi abbiamo insieme cercato di esprimere attraverso delle immagini un linguaggio visivo che per me comunque rimaneva sconosciuto. Sono sempre stato affascinato dal mondo del cinema, ma ovviamente mai sono stato dietro le quinte, mai sono stato su un set, quindi non avevo idea di cosa significasse poi, no, realizzare attraverso un lavoro come quello del cinema, come quello del set, quello che poi è il vestito visivo di una canzone, ovvero un videoclip. È stata un'emozione incredibile e sono rimasto sconvolto dalla precisione non tanto didascalica, diciamo, nel seguire la canzone, ma proprio nell'esprimere appieno, ecco, quello che volevamo dire. Poi in fondo io e Gianni penso alla fine volevamo dire la stessa cosa, proprio per questo non c'è stato molto bisogno di dare in posizione di lavorare, diciamo, su commissione. Infatti è stato un lavoro totalmente libero. Ma vi conoscevate già prima della realizzazione di questo lavoro? Ci aveva presentato la produttrice Mirella Buono circa un annetto fa, credo, forse di più, 2 anni fa. Ci tengo a salutare, infatti, Giuseppe, perché è tutto a inizio da Mirella, insomma, è stata Mirella a mettere insieme me e Giuseppe, ed è stata parte anche lei della parte creativa e produttiva, quindi Mirella è sicuramente una delle persone più importanti per questo videoclip, una delle persone che ha avuto un'importanza rilevante. Ma poi Peppe, nella sinossi che accompagna questo tuo lavoro, appunto lo hai preannunciato, questo primo album da solista che uscirà appunto in autunno, mi ha molto colpito questa frase: le sonorità sono minimaliste, operano per sottrazione, nella convinzione che spesso per farsi ascoltare sia più utile sussurrare che gridare.
quanto bisogno c'è oggi? Beh, io credo tantissimo, perché siamo in un momento storico particolare in cui veramente c'è un'ipercomunicazione, chiunque parla e siamo sommersi, siamo sotto una valanga di comunicazione. Questo perché stiamo spesso sui social, ogni piccola opinione, qualsiasi piccolo fatto viene amplificato da a volte, secondo me, delle discussioni che potrebbero risultare anche molto superflue e potrebbero far perdere il senso anche della comunicazione, quella fatta con più ragionamento, ecco, quella in cui si spende 5 minuti prima di mettere le mani sulla tastiera e scrivere qualcosa. Quindi credo che almeno io sento che in questo momento è necessario fare così, ovvero cercare di comunicare meno per comunicare meglio, magari anche un po' più sottovoce, senza per forza gridare ed ecco, saltare subito alla tastiera o allo strumento che utilizziamo per comunicare. Per fortuna attraverso i social arriva anche del buono, per esempio Mirella Buono che dice: belli siete, un saluto un bacio a tutti, che bello vedervi insieme, vi manda un cuore. Nel frattempo anche Claudio Navarra dice: complimenti Gianni Canizzo, Peppe Leone, gli attori bravissimi, anche Rosi Cangialosi, c'è Dario Ferrante che dice che spettacolo Federico, un abbraccio grande. Insomma, ci sono tantissimi messaggi di affetto. Adesso parleremo con Federica, che è lì in silenzio ad aspettarci, ma abbiamo una Ce la clip. siamo riservati come Sì. ciliegina, Federica. Abbiamo una clip da guardare insieme che ci porta... È un backstage che ci ha preparato Gianni. Mi piace molto raccontare un po' la genesi di un lavoro filmico e anche il dietro le quinte. Guardiamo. Grazie a tutti. Eccoci tornati in diretta su Radio In diretta video sulla pagina Facebook della radio. Abbiamo visto questo backstage. Ma quanto sono belli i backstage, quanta vivacità, sembra veramente un'orchestra scordata dove ognuno si muove quasi impazzito, ma poi quando c'è il chuck del regista ognuno va rigorosamente al suo posto e si inizia la scena. Federica, cosa ti ha colpito di più riguardando queste immagini? Vabbè, ricordare queste è sempre bellissimo. Già dalla telefonata, quando hanno detto marionetta, io già gli occhi mi si sono illuminati. Poi quando hanno parlato del progetto ancora di più, quindi è sempre bello rivedere questi video. Per me è stato un po' difficile lavorare sulla marionetta perché abbiamo avuto pochissimo tempo. Io ho sempre lavorato un po' sul corpo, cioè mi sono anche diplomata nella scuola di Emma Dante, un teatro fisico. Però ecco, sulla marionetta avevamo avuto pochissimo tempo, cioè brevi periodi. Però per fortuna c'era una marionetta vivente che è Peppe, lo piccolo, però gliel'hanno cucita addosso. E quindi io mi sono un po' ancorata a lui. Quindi, vabbè, poi c'è da dire che le persone con cui io ho lavorato sono, non perché siete qui, però veramente è stato bellissimo. C'era veramente un'aria, come diceva Gianni, veramente molto bella, intensa, bellissima. Ed è raro comunque, perché soprattutto avendo pochissimi, scusate, avendo anche poco tempo,
era fondamentale trovare questo ambiente, ritrovare un ambiente così. Ad esempio io con Peppe non ci siamo, cioè io e Peppe non l'ho mai conosciuto prima, Peppe lo piccolo, vabbè Sì. come tutti in realtà, però ecco con Peppe gli attori si sa che devono avere comunque sempre un periodo più lungo per entrare in simbiosi, cioè devono lavorare davvero insieme per un lungo periodo. Io e Peppe avendo avuto soltanto 3 giorni, ecco, avevo un po' d'ansia, però per fortuna ecco, siamo entrati subito in simbiosi. Anche Gianni ci diceva ogni tanto: ma com'è che tu hai fatto la stessa cosa di Peppe e viceversa? Quindi ecco, è stato molto molto bello scoprire questi grandi artisti. Ecco, era un grande cerchio di artisti. Questo. Ti ha aiutato molto, Federica, alla tua formazione, appunto, lo hai detto, la scuola con Emma Dante, il tuo avere vissuto delle esperienze importanti anche di teatro popolare. Questo ovviamente ti ha arricchito e ti fa guardare soprattutto a un futuro sempre più importante sotto questo punto di vista. Sì, certo. Era importante sottolineare, certo, Gianni. Che insomma, Giuseppe io lo conoscevo bene, era un mio amico, noi siamo stati colleghi all'università e Giuseppe mi perdonerà se racconto sempre lo stesso aneddoto, però abbiamo studiato... noi lo vogliamo sapere, noi lo vogliamo sapere. Quelli che raccontano le barzellette, noi non la conosciamo. Con Giuseppe ho studiato una sola materia all'università ed è stata la materia in cui ho preso il voto più basso della mia carriera universitaria. Qual era la materia? Però... Noi a questo punto lo vogliamo pure sapere. Era elaborazione di immagini e suoni, noi andavamo al dance, ma il motivo per cui presi questo brutto voto, ora non ricordo lui se gli andò a finire male come me, fu perché ci siamo divertiti talmente tanto a studiare insieme, alle giornate, sono stato a casa sua, abbiamo veramente passato delle giornate magnifiche in cui ci siamo trovati benissimo l'uno con l'altro e che lo studio è stata l'ultima cosa a cui abbiamo pensato. E dai tempi dell'università mi ero sempre ripromesso di lavorare con Giuseppe, l'ho sempre stimato guardando il suo lavoro, lui insomma conosceva il mio, fin quando siamo riusciti a lavorare insieme, prima in un lavoro con Daniele Cipri in cui ho fatto l'aiuto regia, ero stato io a proporre a Daniele lui come attore, e poi con questo videoclip, e sono veramente felicissimo di aver avuto Giuseppe. Mentre per l'attrice femminile io ho faticato in una maniera incredibile per trovarla, non riuscivo a trovarla, credetemi, un'attrice che avesse le caratteristiche che servivano, perché come doveva essere? Il lavoro fisico che c'era su questa parte, insomma, della marionetta era veramente un lavoro importante da non sottovalutare, e oltretutto ci voleva anche la capacità di esprimersi col volto e di recitare anche cinematograficamente. E io Federica non la conoscevo, l'ho vista attraverso i social in alcuni video, poi ho avuto dei pareri da alcuni amici, l'ho scelta per istinto ed è stata veramente una scelta che rifarei altre 1000 volte, perché è stata una sorpresa di cui sono stato felicissimo, e il rapporto tra lei e Giuseppe è stato veramente straordinario, e penso che appunto anche questo si sia visto nel video. Assolutamente sì. È Arriva. È bello tutto questo, Federica, ovviamente avere fatto un'esperienza, ecco, a metà tra il prima mimo... di cambiare discorso, discorso, perché Giuseppe Lo Piccolo l'ha detto e l'ha fatto, sta continuando a seguirci, non è con noi perché in 4 il collegamento non lo potevamo fare, ma dice: ricordi bellissimi, caro Gianni, dice: sarò per te ciò che Tony Servillo è per Sorrentino. Wow. Sì, ormai ce lo siamo promessi. È un sodalizio che è nato con Giuseppe e che tutti e due ci teniamo molto a portare avanti, perché ci siamo innamorati l'uno dell'altro. Ma ovviamente poi, colonna sonora di Peppe Lana, se no che ci stiamo qui a fare, giusto? Ma avete visto Giuseppe Lo Piccolo con me la mattina appena sveglio? Cioè già... è carico a 1000! Esatto. È una bomba d'energia. Sì, tutto il giorno, quindi averlo attorno è sempre veramente un grande piacere e ci dà forza. Ma poi non stava mai fermo, Gianni. Cioè, era una vespa fuori dal set. Ok. Sì, è così.
Ragazzi, Eliana, è stato bellissimo avervi qui con noi siamo molto onorati di aver mandato in onda questo vostro lavoro, perché alla fine è il prodotto di un lavoro di squadra, a partire ovviamente dal brano di Peppe Lana, il video con la regia di... Scusatemi, Sì? solo se posso, voglio ricordare anche il lavoro straordinario di Fabrizio Lupo, Gabriele De Palo, Alois Previtera e dei ragazzi e Chiara della Spato. scuola di piano focale. Esatto, aiutati dagli allievi della scuola piano focale, che è stata fondamentale, insieme anche alla collaborazione dell'Accademia delle Belle Arti. È stata, perché questa esperienza è una cosa molto importante per me, non è stato soltanto un lavoro, È stata ma è corale. stato anche formativo. Sì. Hai fatto benissimo a ricordarlo, Bravo. hai fatto benissimo a ricordarlo. Allora, grazie ancora a Federica Greco, speriamo di rivederti presto in altri lavori. Grazie ancora a Gianni Cannizio e Peppe Lana. Ricordate Libertà, il video lo potete trovare anche Visualizziamo online, perché quindi andatelo a cercare, guardatelo e condividetelo. merita. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie.